Violenza contro le donne, già 26 codici rossi attivati nella Marca dall'inizio dell'anno, numeri che dall'Osservatorio del Telefono Rosa e del Centro Antiviolenza di Treviso testimoniano, più che un aumento dei casi, una maggiore emersione della problematica della violenza nei confronti delle donne. Noi nell'anno 2023 abbiamo avuto 162 nuovi contatti, vuol dire 162 donne che sono venute da noi, che sono state prese in carico, vuol dire che hanno usufruito di consulenze di accoglienza, di ascolto, consulenze legali, consulenze psicologiche, orientamento verso anche percorsi di fuoriuscita, tenendo conto che però nel 2023 non ne avevamo già in carico un altro gruppo. Il totale fa che nell'arco del 2023 noi abbiamo in carico 198 donne. Numeri molto elevati anche perché il percorso di fuoriuscita dalla violenza non è breve e richiede spesso mesi, talvolta più di un anno di lavoro. Il nostro impegno chiaramente principale è quello di aiutarle, perché nel momento in cui loro riescono a venire fuori dalla spirale della violenza sono delle donne nuove, sono delle donne che riescono a ricostruirsi una propria vita e questo credo che sia l'aiuto più importante che diamo, però è anche importante che venga fatto un grande lavoro di prevenzione e questo lavoro di prevenzione lo si può fare solo con le giovani generazioni. Già una decina di scuole medie e superiori della Marca sono state coinvolte da Telefono Rosa in progetti di educazione all'affettività, rispetto tra i sessi, pari opportunità, abbattimento degli stereotipi di genere. Lavorando anche con i docenti è possibile iniziare quel cambiamento culturale che è il punto cardine per poter ridurre il fenomeno della violenza.